Signori, avete passato una buona settimana? Immagino di sì. Ecco, bravi, bravi che non accendete, ma che bravi, fantastici. Mi fate sì con la testa e io sono contenta. Bene, partiamo dal verbo avere che non abbiamo fatto la settimana scorsa. Ma qualcuno di voi ha dato un'occhiata al verbo essere durante la settimana? Io mi auguro di sì, ma immagino di no, perché avrete tantissime cose da fare. Vabbè, lo riguardiamo qua. Madonna mia, chi lei i problemi. Va bene, allora, Mauro, per piacere, scendi un briciolino. Eccolo qua, perfetto, perfetto. Avere, Sara, dov'è la Sara? Lei, brava, dai, Buonasera. buonasera. Allora, avere iga. Mm, Se coniugato nella sua forma assoluta e non come ausiliare, il verbo iga, Oppure, mm, ricorre alla particella g, mm, vale a dire ci. mm, Esempio, go fa, go song, sogne, mm. eh, Go. go gna una palanca. No, sono senza una lira, esatto. È come se noi dicessimo ci ho fame, ci ho sonno, non ci ho nemmeno una lira. Quindi il g sostituisce il nostro ci, che poi in italiano non è neanche corretto. Però in bergamasco ci teniamo a far sapere che è proprio così. Io ho proprio fame, ho proprio sonno, non c'ho proprio neanche una lira. Quindi metto la g. Pertanto, la coniugazione del verbo iga è la seguente, avanti, avanti, avanti Sara. Modo indicativo, indicativo presente semplice, mego, tetege, lulga, nutermanga, otergi, luriga. Bene, perfetto. Indicativo imperfetto semplice, megie, ogere, tetogiet, ogeret, lulgia, ogera, noter amgia, ogera, otergiev, ogerev, luriga, igaia o igera. Perfetto, va bene, avanti. Indicativo futuro semplice, megavrò, tetegevre, Avrei. lu igavrà, Lui avrà. Lui. lu gavrà, noter amgavrà, oter gavri, lur igavrà. Mm, facciamo tutto l'indicativo. Indicativo passato prossimo composto, mego ut, Ut. ut, mego ut, te tege ut, Mhm. lu elga ut, noter amga ut, oter giut, lur iga ut. Fermatevi un secondo, guardate la seconda persona singolare. C'è un errore perché mi è sfuggito, è una E con l'accento acuto e non grave, eh. Ah, Te, ut. Quindi correggetelo sulla carta, lo correggo ok, anch'io sulla mia, se trovo una penna, se no prestamela, grazie. Ecco, ok. te, ut. Mm, Indicativo trapassato prossimo composto, mm, megie ut, te tegiet o geret, vut, Gerevut. ilgia olgera ut, Mm. noter amgia o mangera ut, oter gief o geref vut, lur igia o gera ut. Guarda, guarda Sara che è l'ur e non l'ur. Ah, sì. L'ur di Ghia o Geraut. Va bene. Ok. Indicativo futuro anteriore, megavrut, te tegevreut, lu il L'u, gavra, lu l'u. lu il gavraut, noter amgavraut, oter gavriut, lur i gavraut. Perfetto. Adesso vediamo qualcuno di voi che mi faccia una frasettina con, vediamo un po'. Oh, non ho l'elenco dei nomi, bravo. Così mi piaci. Anna, buonasera Anna, mi sente? Sì, ci sono, buonasera.
Bravissima. Allora, partiamo con l'indicativo presente e facciamo una frasettina con l'indicativo presente e il verbo avere. Quindi presente semplice, Sì, ma che persona? quello che vuole lei. Tagheret, la montagna. Indicativo presente. No, Ah, imperfetto. no, certo, non imperfetto. Te taghella ca montagna. Perfetto, benissimo. Facciamo conto che non sia, che sia invece usato come ausiliare, quindi con che sostenga un altro verbo. Parlo sempre con Anna. Sì? Ehm, Proviamo a fare la stessa frase dicendo ho comprato la casa in montagna. Me go comprarla ca montagna. Eccola qua che la volevo. Perde la G. Abbiamo detto che la G esiste solo quando non è ausiliare, usato nella sua forma assoluta. Torniamo indietro. Ti spiace, Mauro? Ecco, se coniugato nella sua forma assoluta e non come ausiliare, il verbo iga ricorre alla G, ma se è usato come ausiliare, nel senso di il verbo, c'è il verbo comprare, non mi serve più go comprat, ma o comprat. Chiaro? Ok, sì. Quando è ausiliare sparisce la G. Quando invece è un verbo semplice, mego fam, mego sogn, mego una misca, se chiama Mario, allora ho necessità di mettere la G. Ma quando diventa un ausiliare la G va via, salvo nei casi in cui dopo ci sia un dativo. Per esempio, me go parlat al me pader, perché dopo c'è al me pader, soltanto nel caso del dativo rimettiamo la G. Me godic alla me madre, che caso 6 era bu. Godic, rimetto la G, soltanto nel caso di un dativo. Chiaro? Non è semplicissimo, ragazzi, lo so. Proviamo, parlo sempre con Anna. Sì? Facciamo questa frase, io le do la frase e lei me la traduce in bergamasco. Io ho detto a mio figlio di tornare a casa presto. Me o dice al Ah, mescedegna cap... ah, 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 ah. eh, C'è un dativo, eh? Ho detto a mio allora, me go dice degna caprest. Al mescedegna caprest. figlio. Perfetto, va bene, brava. Vediamo un po' Alessia. Mi sente Alessia? Sì, la sento. Bravissima. Ok, allora proviamo a fare una frase con il verbo avere, quella che vuole lei, con la persona che vuole lei, all'indicativo presente. Eh, Megafam, Ho detto indicativo presente? Volevo dire imperfetto. eh, stamattina Mm. Me? Megiefam. Brava, oghere fam, oghie fam, bravissima. Allora, adesso utilizziamo il verbo avere come ausiliare e io dico stamattina ho comprato da mangiare perché ghere fam. Cambiamo la frase e allora io stamattina o tu stamattina sei andato al negozio perché avevi fame. Tu stamattina sei andato al negozio. È il verbo andare che non lo so. Il verbo andare? Ma c'è un ausiliare, c'è un essere. Sei andato? Mi Da. sonda, No, tu, te sindac, te sei andac, brava. te sindac Dove? al supermercato. Va bene, al supermercato, va bene, al negozio. Ok. Perché? Perché cose? Ah, perché eh, Perché avevi fame. te giet fam.
Perché? Tigeretto. Benissimo, brava. Ha messo la G perché in questo caso non è un ausiliare, aveva fame, quindi il verbo semplice, così non è ausiliare di niente e si usa la G. Va bene? Sempre, vediamo un po' invece, Arianna, vediamo un po'. Tu hai studiato la lezione perché eri impreparata. C'è Arianna, mi sente? Audio, Mi sente? adesso sì. Ok. Tu hai studiato la lezione perché non eri preparata. Mego ho studiato. No, tu. Ah, me. Tete che hai studiato. La lesión, Fermati Arianna. Allora, perché te G studiati? In questo caso è un ausiliare, quindi non serve la G. Te, Te studiato. brava, la Lesiu. lesiù, perché? oddio. Perché eri non preparata. Te l'ho facilitata, eri non preparata. Oddio. Non so. Imperfetto, indicativo del verbo essere. Me sere, te tesseret, lü l'era, notera sera. Tete sera. Allora, perché te Te sera. tesseret, tesseret, No? mia, Ah, mi. Preparato. preparata. Preparazze era un maschio. Allora, ricominciamo. Te studiat la lesiu perché te seret mia preparada. Come scrivi te studiat? Arianna è scomparsa. Arianna è scomparsa, me lo dice. Eccola, Arianna. Perché non riuscivo a collegarmi e provavo col telefono, scusi. Niente. Allora, come scrivi te studiat? Con la E chiusa. Aspetta. Parti dalla T, ho detto. Te studiat. T apostrofo. Brava? Sì. Apostrofo. E chiusa. Brava? Studiato. Studiat. Come scrivi studiat? Con l'accento sulla U. No, con la dieresi sulla U. Ma non c'è la U? Soprattutto. Non ho detto studiat, ho detto studiat. Quindi? La dieresi va sulla? Sente? Ti sento adesso. La dieresi va sulla? U. Non c'è la U. Non c'è la U. C'è la O. La O che sembra una U perché c'è la dieresi. È la dieresi, esatto. Allora abbiamo messo la dieresi. Possiamo mettere l'accento anche in questa parola? No, perché è piana. No, è tronca, studiat. Finisce con una consonante, l'accento tonico sull'ultima vocale è tronca.
Quindi posso mettere l'accento sulla A? Oddio, blackout. Sara mi dice sì, 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 lo posso mettere. Perché posso metterlo? Me lo dica, Sara. Perché è una parola tronca e quindi l'ultima vocale la A aperta. Brava, e questo va bene, però abbiamo già messo la dieresi. Non fa niente? Posso mettere accento e dieresi nella stessa parola? Sì? Sì, brava. Se invece della dieresi sulla O ci fosse un accento chiuso, potrei mettere un accento sulla O e un accento sulla A? No, solo sulla A. Solo sulla A, perché per ogni parola l'accento che va è uno solo. Brava, brava Sara, bravissima. Posso chiedere una cosa? È sbagliato dire te, to e studiat? Allora, to in città non esiste. Ah, ok, Esiste però nei paesi, quindi ok. considerato che al suo paese probabilmente si mette to invece che te, sì, va bene. Ah, To ok, e studiat, va bene. Sì, sì. ok. Signora, Sì, permette che io faccia una verifica in questo momento ma assolutamente. proprio su questa regola che lei ci dà delle parole tronche Mm, sulle quali metterebbe l'accento. Credo che lei ricorderà bene un certo professor Mora, Vittorio Mora, e sì, ricorderà bene anche un certo Carmelo Francia. assolutamente. Una loro regola era che quando le parole sono molto simili alle parole italiane, nessun accento va messo. Lei cosa ne pensa? Allora, se qui al mio posto ci fosse una persona che ha Chiedo fatto il suo parere, signora. assolutamente, e questo le dico, Certo. se al mio posto ci fosse una persona che ha studiato il dialetto bergamasco con Francia o con Mora, lei avrebbe tutte le ragioni. In realtà io sono zanettiana. E per Ah, me quello che dice Zanetti, che diceva, poveretto, sì, sì, che sì, diceva sì, Zanetti è la Bibbia e Zanetti accenta tutte le parole ho tronche. capito. Ne No? prendo nota, la ringrazio. Prego. Non sapevo di queste. Allora, Non avevo notato questo in Zanetti, ecco, non l'avevo mai rilevato. addirittura, Grazie. addirittura Zanetti accenta, così come ho fatto io nel verbo essere, stac, che invece Vittoria e Francia Mora e Certo, Francia non accentano. certo. Per me invece stac e stacia, siccome per Zanetti andava messo l'accento, per me va messo l'accento. Ognuno di noi ha la sua Bibbia, purtroppo, Sì, e, sì, e per me è così. sì, sì. Perdoni, io avevo Ah, bisogno di ma verificare vuole scherzare? la Assolutamente. sua edizione, ecco. Non è un errore se lei non li accenta, non Certo. è un errore, per me sì, però Grazie. glielo possono anche passare. Per me è un errore. Quando la parola è tronca, per me va accentata, non ce n'è per nessuno. Per me. Va bene. Allora, vediamo un po'. La signora Fenini, mi sente? Signora, mi perdoni, Certo, ma stac, tra l'altro, è un monosillabo. Non certo, c'è bisogno di accenti, in certo. quanto non è né Bravo. aperto né chiuso, non E c'è si nessuna legge, possibilità di. e si legge Stach così come è scritto. Appunto, quindi non c'è bisogno di Non accento. servirebbe l'accento. Zanetti l'accenta Ma e dai, io l'accento di conseguenza. Anche se capito, accetto il fatto che qualcuno mi scrive Stach senza l'accento, non lo segno sì, come sì, errore, sì, perché sì, non sì. è un errore. Ma Zanetti proprio pontificava su questa cosa, diceva no, Certo. sta, siccome è sta, quindi io devo mettere l'accento. La Eh, ringrazio, scusi l'interruzione ancora. assolutamente. Allora, la signora, ho detto la signora Fenini? Avevo Sì, ci detto. sono. Allora, cara, mi faccia una frase con il verbo avere, la faccia lei, con la persona che vuole lei, passato prossimo. Me gie ut uleber interessante. Va bene.
Ma non va bene ghie, perché quello, che cos'è? Ah, è trapassato prossimo così. Eh, Ah, io avevo me detto goat. ut. Goat. Mm. U, avanti. Uleber, interessante. Allora, a Bergamo città si dice liber, però Mm, ok. non so, lei di dove viene? San Paolo d'Argo. Voi dite Leber? Va bene, Sì. va bene. Interessante. In bergamasco è intraducibile, sì, potresti dire interessante, ma bel, Ok. ecco, che mi è piaciuto. Va bene, comunque. Dove mette l'accento su liber o leber? Sulla prima vocale. Ecco, e allora se mette la I, l'accento è uno solo, ma se mette la E, Mm. che accento mette? Chiuso o aperto? Chiuso. Brava, va bene, va bene. Ehm, Se invece che Goethe io volessi dire che l'ho trovato, io ho trovato un libro interessante. Mi provi a tradurmi questo. Me ho trovato Brava. un libro U, interessante. U con la dieresi. Sì, sì, Ecco, perfetto. Perché non ha messo la G? perché cioè, è Brava, ausiliare. perché è ausiliare, bravissima. Ma siete dei mostri di bravura, ma che stelle, bravissimi. Allora, avanti. Io farei, dunque, vediamo un po'. Vediamo un po' la signora Carmen. Mi sente, Carmen? Sì, buonasera. Buonasera, cara. Allora, Carmen, facciamo un... Oh, che bello! Cominciamo con i congiuntivi. Voce del verbo avere. Sì. Se io avessi un libro, leggerei e metto anche il condizionale. Mm, sì. Ehm, Brava. Semiges, Mm. liber, scusi, non mi Leggerei. ricordo, Leggerei. lo, a, Leggerei. alleseres, Brava, molto brava. Come scrive questo al? alleseres, allora, non Attenta, lo so, AL, attaccato. AL, no, le metterei staccato io, Allora, però non so se è giusto. A da sola, preposizione semplice. Ok, leseres, L-E, doppia S-E-R. Aspetti, Mi aspetti. viene così, non lo so se è Aspetti. giusto. Allora, se io avessi Leseres, un libro, se me gesù liber, al mm? leseres. Abbiamo detto la A e poi dopo la A. al, eh, al leseres. Aspetti, mi deve dire C'è quella L lì. Dove la metto quella L lì? E cosa ci metto accanto se serve un apostrofo prima della L? dopo la No, L. Lo dopo la L. leggerei. Al leseres. Ok, Eh. E va bene. come scrive leseres? Leseres, Mm? come lo dico? Leseres. E come lo dici? Accenti? Eh, Mm, dove lo metti? le, Attento. Sì, Oddio mio, io e gli accenti proprio. Leseres, lo dice lei? È le, semplicissimo. Sulla E, quale le- E? La prima o la sulla E, seconda? lese, sulla seconda Brava. E l'accento sarà aperto o chiuso? è per forza aperto. Brava, fantastica, brava, 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 brava. Signora, non il secondo E, però il terzo. Ah, Leseres. sì, leserei. Scusi Sì, tanto, Ok, sì, no, altro è che. per la No, precisione per chi lo grazie. sente. No, infatti io pensavo alla E finale. Sì, sì, no, mi Perdone. perdoni. Grazie alla terza. No, Prego, prego. assolutamente, non ho contato quante E aveva leserei.
Bravo Giorgio, grazie, grazie. Ha ragione. Ho detto non è la prima E, sarà la seconda, invece ce n'è 3, giustissimo. Scusate, ogni tanto io prendo delle topiche, mica da ridere. Anche perché cambia l'accento, sulla Ah, seconda andrebbe acuto, semmai, eh, sulla eh, terza va grave. sarebbe leseres. Sì, esatto. Leseres. Sì, sì, grazie Giorgio, grazie. No, signora, mi scusi lei l'interruzione. Anzi, dunque, siamo arrivati a Rihanna, abbiamo sentito la signora Fenini, sì, la signora Marilena, mi sente Marilena? Eccomi. Brava, perfetto. Allora, voce del verbo avere, no, io vi dico una frase, voi me la traducete, anzi io dico una frase e lei me la traduce. Allora, se io avessi mangiato, avrei la pancia piena. Allora, se me avrei mangiato, se me... Non è un condizionale, è un congiuntivo, No, se me... Se me... Gabbie mangiato... No, abbie. No, abbie... Guardi che lo dice addirittura in italiano. Avessi, se me... Guess. Es mangiato. Guess mangiato? Perché mette la G, lei, mia cara? Ah no, è vero, non è un asilo. Non è un ausiliare. È un ausiliare, quindi non ci va. Allora. Se me è smangiato, avresse la panza piena. Brava. Allora, mi dica come scrive quel Gavres. G. Sì. H. Sì. Apostrofo. Brava. Avres con 2 S. Sì, e mette un accento su avres o no? Sì. Dove? Sulla E. Sì, accento aperto o chiuso? Aperto. Brava, aperto, bravissima. Andiamo avanti. La pancia. E poi? Come scrivo? Gavrese, la panza piena. Cos'era? Sì, così. Come scrive piena? Piena senza accenti. C'è una E di mezzo, Certo, è una parola piana, ma siccome c'è una E, la E e la O, anche se è piana, quando accentate. Vanno accentate. Quindi piena? Piena è chiuso. Sì, e dove va? Sulla E. Brava, con l'accento chiuso. Brava. Se me es mangiat, gavres la panza piena. Gavres la panza piena. Brava, brava, bravissima. Vediamo un po'. Mauro, mi dici che ore sono? Perché Sì, sono le 58, le 7. È collegato Piazza? Secondo te? Sì, l'ho visto entrare prima. Hai visto entrare prima? Sono uscito, però non c'è adesso. Non c'è? Devo sentirlo io. Va bene, intanto noi andiamo avanti. Abbandoniamo un attimo i verbi e vi faccio un po' di domandine di traduzioni delle frasi. Per esempio, signora Angeretti, che è comparsa. Dall'inizio è presente. Ah, brava. Non posso mancare, profe. Mi diverto troppo. Uno per uno non fa male a nessuno. Me lo traduca e mi dica come lo scrive. U per U, alga fa male a nigu. Va bene, anisu, va bene, nigu è... Anisu. Allora, le due U per U sono accentate con la dieresi. Non è un accento, è una dieresi. Sì, è una dieresi. U per U. Al
Mm, GH apostrofo, non serve no, la GH, a parte che non ci vorrebbe l'apostrofo. Assolutamente. al GHE fa mal, Fa come lo mette. fa con l'accento grave. E qui ritorna quello che mi chiedeva il signor Giorgio. Per Mora e per Francia questo monosillabo non va neanche accentato. Per Zanetti sì. Quindi fa. Fa Avanti. mal, Sì. anche qui, allora Zanetti vorrebbe l'accento grave sulla A, In questo caso no. o non serve, mal, Mal, tal, sono tutti quei monosillabi che terminando con la L. è già, è vero, mal, A, ni su, con la dieresi sulla U, a nigu con la dieresi sulla U. In città. Nisu. No, nigu. Nisu. Nisu. Va bene. Ah, sempre lei. Dica. I nodi vengono sempre al pettine. Vuoto, non mi ricordo come si dice nodi. Non l'abbiamo mai detto grop. Ecco, è vero, il group alla gola. Ecco, brava. Allora. I group. Come è scritto grop? Group con l'accento acuto sulla O, perché altrimenti sarebbe grop. Brava, perfetto. I grop. Iria sempre al peten. Va bene. Iria senza nessun accento, sempre. Sì. Con l'accento aperto, no, sempre accento aperto sulla seconda E. Ah sì? Sempre? No. Sulla prima sempre al peten. Come scrive questo al? A con l'apostrofo e la L. Dai? È No. una posizione articolata? Al. Al? Niente, al. Al? Peten. Io direi l'accento grave sulla ultima E. Al peten? No, già è vero, peten. Peten sulla prima. Oh. Peten. Brava, perfetto. Ria, ritorniamo a quel Ria. Ria. Probabilmente Mora e Francia non metterebbero l'accento sulla I, Zanetti sì. Quindi Ria con l'accento sulla I. Ria con l'accento acuto. No, sulla I accento acuto? No. Che accento mettiamo sulla I? Grave perché... Quanti accenti ha la I? Uno solo grave. Certo. Uno solo aperto, sì, è vero. Anche se un suono chiuso, Anche se un suono chiuso. Sì, però non si cioè non c'è un altro modo di pronunciarlo. Mentre la E, c'è la E aperta, la E chiusa, o E. Sì, e anche la O. Sì, la I ha un solo suono. Brava. La I, la U e la A hanno un accento solo. Brava. Bene, la lascio stare al momento. Professoressa, scusi. Ehi, si può dire anche i gruppi ve sempre al peten? Sì. Noi cosa abbiamo detto? I va? O Iria? Iria. Sì, ve sempre al peten. O Iria, va bene, grazie. Prego, sì. Anzi, più vocaboli trovate, il nostro piano. Non riesce. Ah, accidenti, mi spiace, peccato. La prossima volta, a questo punto. Sì. Va bene. Va bene, scusate. Avremmo dovuto avere un collegamento, ma non ce l'abbiamo, non fa niente. Allora, Menec, che mi sono dimenticata di lui. Dov'è Menec? È scomparso. Presente. Adesso io voglio chiederle, Menec, lei scrive il suo nome senza gli accenti. Perché? Perché non ci ho pensato assolutamente l'anno scorso di scrivere accenti. Allora, non importa, lo lasci pure così, ma mi dica dove metterebbe l'accento. Lo metterei sulla prima E. Aperto o chiuso? È chiusa.
No, quindi aperta. Perché sennò era Menek. Menek. Va bene. Allora, caro Menek, ci siamo. Mi dica lei, per quello che riusciamo a fare, se loro avessero un cane, lo porterebbero a passeggio. Se loro avessero un cane. Selur. I guess. Bravo. Un K. UK. Non ho capito il finale della frase. Lo porterebbero a passeggio. Attenzione qua. Sì, non è facile. La porteresti. Bravo, perché serve il complemento oggetto. Il porteres. La porteres, no porteres, ma porteres a spas. A spas, bravissimo. Dove mette l'accento, se ci vuole, su porteres? Porteres, sulla ultima E. Bravo. E poi quante S mette in fondo? Porteres. Parlando due, forse solo una? No, parlando due, anche scrivendo due. Porteres, due S. A spas. E spas vuole un accento? Spas no. No. E quante S vuole alla fine? Una S sola. Sì. Spas. Spas, due S. Spas. Due. Meno male, bravo. Allora. Signora, perdoni. Sì. Mi è sfuggito come scrive la porteres. Scusi, ma io ho le confusioni col mio Scalvino, il bergamasco in tutta la provincia. La. L attaccati? No, poi? Sarebbero la, perché ci serve come complemento oggetto. Proprio. L attaccato? Certo, sì. La porteres con la E accentata. Sì, il resto non è un problema. Era quel là lì che mi intriga. Proprio loro, vede che sì, l'ur ce l'abbiamo come soggetto, sono loro che fanno l'azione. Proprio loro, porteres a spasso il K, però io non voglio dire due volte il K. Il mio problema è la. Porteres, che è il complemento oggetto. In qualche paese lei troverà anche lo porteres. Certo, perché ma non ci sta il la porteres. Quindi non sarebbe sbagliato neanche lo porteres, non lo sarebbe sbagliato, però noi in città diciamo la porteres. Va bene. Non mi creerebbe problemi, quella là lì che me lo creerebbe. Bene, certo, grazie. Serve un complemento oggetto. Grazie. Potremmo anche dire se l'urighe su K, i porteres a spas o il K. Ma siccome non vogliamo ripetere di nuovo il cane, come complemento oggetto mettiamo là. Grazie mille. Prego. Proviamo sempre con lei. Guardi Giorgio, lei è lì e allora io le dico, mi faccia questa traduzione. Se glielo raccontassi, non lo crederebbero. Se quelqu'un se, il la crederes mia. Vado avanti. Il la crederes mia. Bravo, il la crederes mia. Bravo. Anche in questo caso, quella lì si scrive LA attaccati? La, sì, LA attaccato. Il la crederes mia. Grazie. Prego. Se quelqu'un come scrive quelqu'un? Beh, sul se nessun problema. Ah no, bene, allora va bene.
mi conferma nessun accento sulla se perché non è tonico, non è accentato. Io Va, uso questa regola. sì, va bene. Sì, Se, sì. Allora, GH apostrofo L. ah, no. Sì. Che, No, allora, no, ha ragione. Se Ge il contesto. Sì, 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 sì. allora, D'accordo. che, e poi? Apostrofo L, No. L apostrofo. lo contesto, sì. Sì, Quindi sì. che, l, contes, eccetera, eccetera, eccetera. Contesto lo scrive con la O dieresi, Contes, per forza, contato. la E con l'accento acuto e la doppia S finale per la Con l'accento sibilante. grave. La E, contes. Sì, 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 sì. Bene. Bene, bravo. Ottimo. Grazie. Grazie a lei. Ma va, e di che? Dov'è il mio Oscar? Oscar. Eccomi. Oscar. Allora, Sara, mi scusi, mi fermo un secondo, Oscar. Ritorno da Sara un momento e poi vengo da lei. Sara, Sì, mi legge l'ultima parte che sì. abbiamo, dove siamo arrivati? Modo condizionale? No, Io? lasciamo No. stare i modi che tanto bene o male li conosciamo. Vorrei le coniugazioni, la parte finale proprio. Ah, ok. Le coniugazioni dei verbi regolari. In bergamasco la prima coniugazione, che in italiano ha la desinenza in are, esce in a. Chiamà, cantà, portà. Bene. La seconda coniugazione, che in italiano ha la desinenza in ere, esce in bergamasco in consonante. Et, les, scriv. Mm. La coniugazione che in italiano ha la desinenza in ire, in bergamasco esce in i. Esti, patì, guarì. Oh, perfetto. Allora, vado da Oscar e gli chiedo di tradurmi, sono guarita dall'influenza. No. Me, Sì, me so guarit sì, guarito, va bene, guarit. dell'influenza. Sì. Io voglio sapere se lei mette dall'influenza o dell'influenza. Mi suona de, ma non so perché se... Bravo, sì, perché il complemento d'agente o di causa efficiente si dà con la de, a differenza da quello che diciamo in italiano che abbiamo di o da. In bergamasco abbiamo solo de. C'è qualcuno che tollera anche il da, ma non è corretto. De. Se io dico io sono pettinato da mia madre, mi traduca questa. messo petinat, Petenat, sì, petinat de me mother. o della mia madre. Va Della bene, me mother. bravo. Adesso mi dica come le scrive queste cose. Me so petenat. Allora, me, normale. Normale cosa vuol dire? Perché c'è No, un... no, 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 non- no. Me con l'accento chiuso. Bravo, quindi acuto. Mm? Sì. So, ancora con l'accento sempre chiuso. Sì. Petinat, petinat, Petenat. petenat. Mm. Dove metto Eh, l'accento se serve? è piana. È piana? Ah sì? Eh, Finisce con una no, consonante. perché L'ultima, è consonante. il vocale è accentata ed è piana. Oh, è tronca. Ah, ok, quindi va sulla Sì. petenà, petenà, ok. Petenat. Petenà, ok. Sì, allora in questo caso per tutto quello che abbiamo detto prima di Zanetti, accentiamo la A.
ma anche se non era Zanetti, in questo caso è una parola tronca, chiunque le dirà che petenat, che non è identico all'italiano, è un'altra roba, l'italiano dice pettinato, noi in bergamasco diciamo petenat. Allora, in questo caso e in tutti gli altri casi in cui abbiamo una vocale tonica che è seguita da una consonante, dobbiamo per forza mettere un accento, quindi petenat. Lo mette grave o acuto? Aperto. Perché esiste una A con l'accento chiuso? Sì, no, abbiamo detto è sempre A, che non mi ricordo quale grave, non più familiare con come si scrive La il E tono. e la O hanno questa differenza, ma la I, la A e la U no. Quindi, allora, petenat, avanti, e la madre, quindi de normale, la normale e me aperto. Ah sì, me. Io sono sincero, faccio proprio fatica quando è si pronuncia a capire. non è difficile, bisogna vedere come lo si pronuncia, la me mother, nessuno dice sì, la me. mother. E mother vuole un accento o non lo vuole? Mother che è sulla A, quindi in questo caso non lo metterei, o devo metterlo perché finisce in consonante. È una parola tronca, però una A. sulla A, bravo, mother, perché sennò potrei leggere mader. Mother, certo. No, devo mettere l'accento perché devo indicare su quale vocale è la tonica, quindi mother. Va bene, vediamo un po' sempre lei. Aspetti, Oscar. Facciamo scorrere, vediamo se abbiamo qualcun altro che non abbiamo chiamato. Ecco il signor Sarga. Presente, buonasera. Buonasera. Allora, vediamo un po' con questo benedetto verbo avere. Io ho mangiato il pane che mi era avanzato ieri sera. Allora, me ho mangiato il pane che mi era avanzato ieri sera. Benissimo, adesso mi dice come la scrive. Allora, me con l'accento sulla E acuta. Ho mangiato con l'H, credo. Con l'H no, in bergamasco non esiste la O. Esatto. Ho mangiato. Allora, con l'accento o no? Sì, con l'accento. Che accento è? Come? Che accento è? Chiuso o aperto? Allora, chiuso. Bravo. Mangiato con l'accento sulla A. Quale A? Accento grave. Ma perché c'è anche un accento acuto per la A? No, è sempre grave. Bravo. E mi dica quale A, visto che mangiate ne ha due. Sulla prima, dopo la M. Mangiat. Ah sì? Mangiat. Così è mangiat. Invece io ho detto mangiat. Allora, la penultima, prima della consonante della T. Prima della T, sì, mangiat. Ho mangiato cosa aveva? Il pane. Dieresi. Ah sì? Abbiamo detto che gli articoli non vogliono nessun segno, quindi così. Niente, normale. Pane? Il pa con l'accento sulla A. Sì, perché è un monosillabo di quelli. Pa, ma, ca, va bene. Che mera, che normale. Sì. Mera con l'accento sulla E. Aspetti. La M dove la mette? Cosa succede con la M? Mera. Che è AM apostrofo. Bravo.
era, perché è verbo essere, era, E quindi cosa vuole? Vuole un accento o non lo vuole? Era. sì, sulla E, Dove? Sulla E. Che accento è? Aperto o chiuso? chiuso, Sì. Ansat? ansat sulla A, Quale? la penultima, Sì, l'ultima A. sì, sempre accento grave, Sì, per forza. ansat, ier, Mm. Vuole un accento, ier? ier sì sulla I, Ah sì, ier. ier, no, Ho detto ier, io non ho detto né ier né ier. Ho ier, detto ier. nessun accento, non so. Sinceramente non... Che vocale è? Quella tonica, dove va l'accento? Ier. Ier. Ier, sulla E, Sulla E. E lo vogliamo acuto o grave? acuto, Acuto perché è una E chiusa. chiaro, Sira e sira, normale. Ier sira. sira, Bene. senza nessun accento, No, senza nessun... Beh, mi dica lei dove metterebbe l'accento per sira. sira sulla I no, Ma è una parola piana? Non ci ah, serve. hai ragione, Sira e sira, così. vabbè. Vabbè, detto così, non è proprio così. Cioè, è molto difficile cioè, a capire. Allora, ma è stato bravo, per l'amor di Dio. Cioè, uno lo parla normalmente, quando si pone il Certo. problema degli accenti diventa Ma io lo so, una giungla. lo so perfettamente, quindi guardate che nessuno vi capisce meglio di me, perché ci ho sudato anch'io sugli accenti. Poi con l'esercizio, con un po' di buona volontà si superano tutte queste cose, ma non è facile, quindi io vi capisco perfettamente. Allora, grazie, vediamo un po' qualcun altro che non ho chiamato. Valentina, vestita di nuovo, che non mi risponde. Allora, andiamo su da Riccardo. Riccardo, lei mi risponde sì, perché vedo che è aperto. Riccardo non mi sente? No, vabbè, fa niente. Allora, vediamo un po' più in giù. Li abbiamo sentiti tutti questi, eh? Tutti Irina, hai qua. sentito? Chi? Irina. Ah, Irina, eccola. Ecco che Irina l'ho saltata. Irina, buonasera. Forse non mi sentono. Anche Lazzarini. Lazzarini ho sentita prima. Ah no, ho sentito... Ci sono. C'è? Brava Irina. Poi sento anche la signora Lazzarini che non l'ho sentita. Bene, Irina, lascio perdere i verbi con lei e vediamo un po'. Allora, mi traduca cantare una canzone alla luna. Una canzone Alla luna. Cantare una canzone alla luna. cantare una canzone. Ah, cantare cantare e cantare che voglio sapere io. Cantate. Cantà? Perché? Perché cantate? Abbiamo detto prima, vede che se lei guarda sullo schermo, cioè in bergamasco la prima coniugazione che in italiano ha la desinenza in are esce in ciamà, cantà, portà. Quindi cantare una canzone alla luna.
Brava. E adesso mi dice come li scrive. Cantà. Va bene. Con l'accento sulla A. Ce l'abbiamo qui davanti. Una Aspetta un attimo. Öna, non una. Öna. Quindi come scriviamo Öna? Una con la dieresi. Sì. Su cosa? La U. Ah, qui la volevo. Non c'è la U. Io dico Öna. Quindi Con la O. Ok. la O, Öna. La O, ok. Cansu, Cansu. C-A-N S. Sì. U. Con l'accento o no? Con la diuresi, sì. Con la diuresi, la diuresi e farti la pipì addosso di giorno. Ma... No, non mi salvo più, mi è entrata quella. Allora, la dieresi direbbe cansu, ma io non ho detto cansu, ho detto cansu. Quindi? Allora ci vuole la U. Con l'accento o con la dieresi? No, con l'accento chiuso? Con l'accento o aperto o chiuso, un accento solo la U. È sempre un accento aperto. Quindi cantà, öna, cansu e adesso alla luna. Ala. Scrive. A-L-A. Tutto attaccato? Sì. No. E allora come lo scrive se non è attaccato? Sì, tutto attaccato. Guardi che ala, tutto attaccato è l'ala degli uccelli. Un'ala. Ah, vabbè. Allora io devo staccarlo, quindi? A apostrofo? Dai? No, neanche. Da dove lo A prendo? spazio la. La luna. Non ho capito, cara. A spazio la. Brava, A spazio la. E poi? Luna. Luna. E quindi? Con la dieresi. Su cosa? Sulla U. Sulla U? No, non sulla one. Sulla U, luna. Luna. Öna, cansu, cantà, öna, cansu, a la luna. Con la dieresi sulla U. Brava. Bravissima. Brava. Prof, posso fare una domanda? Certo. L'articolo indeterminativo öna, cantà, öna, cansu. Posso dire cantà, na, cansu? Sì, sì, si può fare. Si elide la O, va bene, una canzone, una donna. È più però questo modo di accorciare gli articoli è un po' più milanese. Una volta che era la Madonnina, no. In bergamasco l'articolo indeterminativo femminile è öna. Quindi cantare una canzone è cantà una canzone. Qualcuno può accettare anche na con l'apostrofo prima di na, però è più milanese. Vuol tirare verso il milanese? No, grazie. Prego. Lei non mi trascini verso il milanese. Da No, assolutamente. Grazie. E volevo chiedere un'altra cosa invece. Luna, ma è una parola piana, giusto? Certo. Infatti E ci va lo stesso la dieresi, sì. Ma la dieresi non è un accento, La dieresi ci indica solo come dobbiamo pronunciare una vocale. Quindi né parola piana né sdrucciola né bisdrucciola. Quando abbiamo una vocale di quelle che sono la U e la O e la E, non ci importa di quante sillabe sia fatta la parola, dobbiamo mettere la dieresi. Sempre. Quando ci va, come in questo caso, l'una la vuole. Chi avevo lasciato per strada, che mi ricordo di... dunque Irina l'ho sentita, la signora Lazzarini. Signora Lazzarini, buonasera. Buonasera. Buonasera.
Stiamo facendo una cosa un po' difficile per lei, è vero? No, no, facile per me. Brava! Oh, perfetto, questo mi fa proprio molto piacere. Allora, mi traduca questa frasettina. La ragazza più bella della compagnia. La cec, la cec, La, va bene. la, Poi ragazza, l'accetta, sceta, l'accetta, sceta, più belle, più belle, è più bella. più bella, della Sì. compagnia, Compagnia o compagnia, va bene. compagnia. Adesso però mi deve dire come lo scrive. Allora, la LA normale, Sì. senza accento, Sì. scetta, C, No, E, no, mi ascolti. Io dico sceta. S prima. scetta, con la T, no. S. S, C, Sì. E, T, T, A, cetta, con due T. No, perché? Perché? Ho detto scetta, io ho detto sceta. No, scetta, T, e con la A con l'accento grave. Sulla A, sceta? No, l'accetta, l'accetta. Sceta, quindi Cetta, dove va l'accento? cetta, Sceta? sulla E. Sì. Ah, La voglio ok. aperta o chiusa? Cetta, chiuso. Perché lei dice sceta, ma io dico sceta. Allora aperto. Ok. Che non è pane polenta, va bene. Allora, la sceta più bella. Più, P, I, U. No. Più, con la O. E cosa ho detto sulla O? L'accento No. Mi ascolti bene. Più. Più. E la U? No. No? No, non ho detto U, non ho detto più, ho detto più. Sì, non so se è una E. No, non può essere una E. No. No, Più. la O con la eresi? Con la dieresi, brava. Con la dieresi, la O con la eresi. Dieresi. Più, dieresi, Bella, bella. più bella, e B-L-L-A. Bella. Bella. Con l'accento? Bella, con l'accento grave. Sulla? Sulla A? Bella? No, bella. Bella. Sulla E allora. Brava, accento Ok, grave. bella. D-E, normale. La, L-A, sì. normale. Compagnia. Quindi Con dove va la l'accento? A grave questa volta. Allora, sulla A grave, allora, compagnia. No, compagnia. Dove va l'accento? Sul primo A. Ah sì? Compagna. Compagnia. Lo dice lei? Compagnia. Quindi dove va? Compagnia. Sulla I? Brava. Ok. Potrebbe anche essere compagnia. In questo caso andrebbe sulla E chiusa. Ok. Bene. Signori, vi ho trattenuto anche troppo. Ci vediamo la prossima settimana, miei cari. Ricordate che noi abbiamo dalla prossima settimana soltanto altre 2 lezioni, perché le ultime 2 serviranno per fare delle prove, degli esamini. Consentitemi questo termine che non è poi esatto perché non sono degli esami, ma insomma dobbiamo dimostrare al duca di Piazza Pontida e al presidente e agli esperti che cosa abbiamo imparato, cosa non facilissima perché
Non è- La grammatica ci fa mettere le mani nei capelli, ma insomma, sentite, io vi voglio bene, ragazzi, vi voglio veramente bene. Non vi conosco personalmente, ma vi voglio bene. Parola d'onore. Ciao a tutti.